perché adesso sentirete Marco Grilli è il nostro referente per il gruppo territoriale di Pordenone e provincia, è stato anche un neoeletto, quindi è un incarico anche fresco, e nonché un attivista del Movimento 5 Stelle già da anni. Quindi quando io nel 2016 ho iniziato questa avventura con il Movimento 5 Stelle qui a Pordenone, io e Marco insieme in macchina con il pennello e la colla siamo andati a mettere, esatto, a mettere sui manifesti elettorali, per cui posso tranquillamente garantire che è un attivista da anni. Poi abbiamo il dottor Taher Jafarizad, spero di aver pronunciato giusto il nome, che è un attivista dei diritti umani che da anni si dedica e dedica la sua vita alla difesa dei diritti delle donne iraniane, che è il suo paese anche d'origine, con particolare attenzione alle donne che vivono nei paesi dove vige la legge islamica della Sharia. Fondatore dell'associazione Neda Day, che ha sede qui a Pordenone, mi ha colpito molto e ho voluto seguirlo sin da tempo, quindi dal 2016, perché si è occupato della questione delle spose bambine e della lapidazione delle donne. Quindi è una persona che veramente, posso garantire, fa l'attivista dei diritti umani, e questo era per me un valore aggiunto rispetto a tutto quello che sentiamo in giro e molto spesso poi magari non corrisponde a realtà. Ecco, Taher ha sempre portato avanti il suo impegno senza medaglie al petto, senza voler medaglie al petto, ecco, e questo è il nostro secondo relatore. Poi abbiamo l'onore di avere l'onorevole senatore della Repubblica, ma io dico onorevole perché l'impresa che ha portato avanti è onorevole per me, e quindi è un grande onore averla qui e averlo qui. Marco Croatti, senatore della Repubblica per il Movimento 5 Stelle, ha partecipato alla missione umanitaria non violenta Globus Sumut Flottiglia ed è stato rapito, imprigionato, mi pare il 2 ottobre 2025, dalle forze israeliane, ed è qui per portarci la sua esperienza. A me spiace che non possa andare il video che ci aveva portato, perché il videoproiettore non è compatibile con il computer che abbiamo, però abbiamo la sua testimonianza, che è grande cosa, visto anche lo sciopero dei treni e quindi tutto la difficoltà per arrivare su tutta la linea. Esatto. Allora io intanto la serata la apre Marco Grilli, che fa una breve presentazione. Dopodiché, se verso la fine, dopo gli interventi, abbiamo qualche domanda, abbiamo anche il tempo per fare le domande a fine serata. Prego Marco. Grazie Mara, grazie a tutti per essere qui con noi. Vi siete ritrovati un momento da dedicare a un argomento che è assai scabroso per la maggior parte delle persone. Perché dico questo? Perché molto semplicemente vi porto una mia piccola testimonianza che purtroppo o per fortuna non ha nulla a che vedere con ciò che siamo abituati a vedere anche al telegiornale o nei principali media. Sostanzialmente, quando sono arrivato qua, dopo aver parcheggiato l'auto, ho detto adesso voglio fare una riflessione. Siamo nel periodo di Natale, che teoricamente è vissuto da tutti come uno dei periodi più belli dell'anno, uno dei periodi più sfavillanti, uno dei periodi più brillanti, sia per motivi, per chi ci crede, religiosi, sia per motivi anche di voglia di festeggiare, di voglia di chiudere l'anno, e porta normalmente allegria. Allora ho cercato di capire e di immedesimarmi in tutte quelle persone, e qui ritorniamo all'argomento principale della serata, che dovrebbero poter vivere la normalità come la viviamo noi. In realtà il tempo che noi passiamo magari a passeggiare tranquilli, a frequentare le cosiddette casette di Natale, a vedere gli sfavillì di luci, di disegni. Ho fatto delle foto proprio purtroppo non posso proiettarvele, mi dispiace, proprio per rendermi conto dalla balaustra qui fuori come potesse essere vissuta la differenza
di una parte del mondo, che è quella della quale parleremo stasera attraverso le testimonianze di Marco e diciamo tutta la parte storica della quale Taher vorrà farci partecipi, è quella che è la nostra vita che consideriamo scontata, comune, e in realtà non è così purtroppo, non è così per tutti. Tutto ciò che per noi rappresenta la normalità in Palestina non è che un miraggio, non è che un miraggio di una vita che non è più tale fondamentalmente. E perché arriviamo al senso di questa serata? Perché non dobbiamo smettere di parlarne, non dobbiamo smettere di portare all'attenzione di tutti quello che continua a succedere, nonostante ci sia stato anche un po' un atteggiamento di, come dire, mi verrebbe da dire di scemare come l'attenzione sulla cosa o di ridurla a canoni più normali, quando invece non è assolutamente così. Ho sorriso l'altro giorno, notizia di 2 giorni fa, perché alla radio ho sentito che Amnesty International, che è un'organizzazione che ovviamente si occupa di diritti umani ed è una delle più insigni sigle a livello mondiale per quanto riguarda la tutela delle persone e dei diritti in generale, ha per la prima volta dichiarato che Hamas si è resa responsabile di crimini contro l'umanità. Hamas. Vero, sicuramente noi non siamo qui per appoggiare il terrorismo, siamo qui per appoggiare le persone, la socialità e i diritti delle persone che in questo momento non hanno più diritti. Però mi ha fatto sorridere che avessero posto l'accento su Hamas quando in realtà non è solo Hamas che sta portando avanti ancora delle azioni, ma è lo Stato di Israele, per mezzo del suo governo e chiaramente di tutti i suoi addentellati a livello internazionale, che porta avanti una politica di apartheid, come non si vedeva dai tempi della più famosa apartheid sudafricana, e anche peggio. Ora, io non voglio tediarvi ulteriormente perché abbiamo qua 2 relatori d'eccezione che ci aiuteranno a entrare molto meglio nell'argomento di quanto possa fare io. Però, torno a ripetere, noi dobbiamo continuare a porre l'accento e a sottolineare quanto questo popolo sia stato in effetti ancora, si può dire, abbandonato, perché a tutt'oggi non c'è ancora il raggiungimento di una tutela generale per queste persone. E non parliamo soltanto di persone anziane, parliamo soprattutto di bambini. Poi penso avrai anche qualche dato tu più recente, sostanzialmente una guerra che non è tale, perché una guerra dal mio punto di vista prevede lo schieramento di almeno 2 eserciti che, per quanto possano non avere uguale equipaggiamento, sono sempre professionisti addestrati e sono comunque persone che sanno che cosa vanno incontro quando si parla di combattimento. Qui stiamo parlando di un esercito, di una delle forze più organizzate al mondo dal punto di vista bellico e di una manica fondamentalmente di civili inermi che sono costretti a subire. Questa è una cosa che non è tollerabile a livello umano. Ora, lascio volentieri la parola a voi perché credo abbiate molto più da raccontare di quanto non abbiate potuto fare finora. Grazie a voi. Marco. Io partirei con Taher, che ci farà un esempio storico e preferisce farlo in piedi perché mi ha spiegato, ti do il microfono. Prima di tutto ringrazio il Movimento 5 Stelle, Marco, Mara, senatore Croatti, grazie a voi che avete partecipato. Sia Mara che Marco hanno parlato della storia. Credetemi, è un po' difficile parlare della storia di una nazione che ha 4.000 anni in 15 o 20 minuti. Appunto, io ho scritto alcune parti per non dimenticare. Perché mi sono occupato della Palestina? Perché spesso ci fanno questa domanda, perché sostanzialmente io mi occupo dei diritti umani, rientra anche quello della Palestina.
Però è strano che alcuni dirigenti del sindacato CISL, oltre quelli di centrodestra, non riescono a comprendere. Mi ricordo le ultime manifestazioni che abbiamo partecipato assieme, quasi stragrande maggioranza dei movimenti di centrosinistra. Io ho telefonato a tutti quanti, ragazzi, dopo aver parlato con i miei amici italiani, che ci hanno dato sempre una mano, Tamara, Marco e così via. Io ho detto, perché non facciamo un po' di informazione? Perché stragrande maggioranza degli italiani non capiscono questa realtà. Perché mi sono impegnato di questa tragedia? Io nel 1984 ero un giovane studente universitario, mi ricordo avevo appena terminato gli esami universitari, mi rivolgo al mio professore di storia contemporanea, professor Enzo Santarelli. Ho detto, Enzo, io vorrei fare la tesi sulla storia del mio paese d'origine, la storia contemporanea, cioè l'Iran. Mi ha detto, dai, perché non fai della questione arabo-israeliana? Ho detto, perché? Perché tu sai che il tuo paese è un paese multietnico, è multiculturale. Poi dopo lo Stato di Israele, la presenza degli ebrei è molto forte in Iran. Stragrande maggioranza dei posti sacri appartenenti alla cultura ebraica si trovano in Iran. Oltre a questo, sud dell'Iran, quasi 99% sono arabi. Tu saresti imparziale, io sono convinto. Ti metterò in contatto con alcuni storici ebrei. Appunto mi ha messo in contatto con alcuni storici tipo Guido Vallabrega. Bene, ho cominciato a parlare dal 1984. Ho fatto la tesi, varie discussioni. Da quella data sono passati quanti anni? Quasi. Non è successo esattamente nulla. E tutto è rimasto fermo. Appunto noi quando parliamo dei nostri amici qui a Pordenone, nel Friuli, in Italia, anche all'estero, ogni volta che si parla si comincia dal 7 ottobre. Cioè io davvero faccio fatica, Io certe volte ho dei dubbi dell'intelligenza di parecchi amici italiani. La storia non è iniziata il 7 ottobre. 7 ottobre, quasi tutti sapete, che un gruppo terroristico conosciuto Hamas, appoggiato anche dal regime sionista israeliano, fanno degli attacchi in alcuni paesi limitrofi di Israele, uccidendo 1200 persone, più prendendo in ostaggio centinaia di israeliani. Là inizia la storia della Palestina. Cioè mi sono messo a ridere, un po' riduttivo questo qui. Bene, Israele cosa fa? Comincia alcuni giorni dopo con i bombardamenti a tutta l'area di Gaza. Gaza è una città con 2 milioni, aveva 2.300.000 abitanti. 2.300.000. Comincia a bombardare tutti gli edifici. Tutti gli ospedali, stiamo parlando oltre il 95%, oltre il 95% delle scuole, delle università, tutte le infrastrutture. Addirittura bombardano attraverso i missili anche le strade. Quello che non riuscivano hanno mandato bulldozer per togliere, arrivando alla cosa conclusiva di questa tragedia, uccidendo, fonte dell'esercito israeliano, 77.000 esseri umani. Secondo loro questi dati sono sottostimati, sono molto di più. Io mi ricordo nella nostra provincia, quando parlavo con alcuni dirigenti di vari partiti, anche dei sindacati, anche discutendo su vari social network, spesso mi dicevano, questi sono fonte di Hamas. Io parlavo di 70.000, di cui più di 20.000 erano bambini. Adesso che arrivano, questi signori secondo voi si sono scusati? No, secondo me sono più di 100.000. Questi dati sono stati pubblicati da una rivista medica inglese di nome The Lancet. Questa è la realtà dei fatti.
Cosa succede? Nulla. È un genocidio. Cosa vuol dire il genocidio? È una spiegazione che è stata data da un giurista polacco di religione ebraica di nome Raphael Lemkin, il quale diceva: uccidere una popolazione o una etnia o un gruppo di persone in maniera intenzionale viene considerato un genocidio, quello che hanno fatto gli israeliani. Non è successo niente da parte dei paesi civilissimi europei, nessuna reazione. Alla fine vediamo un paese Sudafrica denuncia l'Israele come un paese che ha commesso questo suicidio presso Corte Penale Internazionale nel novembre 2023. Dopo 13 mesi di discussioni, di verifica, Corte Penale Internazionale ha messo alcuni mandati di cattura internazionale nei confronti di vari dirigenti di Hamas che nel frattempo sono stati uccisi, più nei confronti di alcuni ministri israeliani, partendo dal criminale Netanyahu, finendo a Gallant, l'ex ministro della difesa. Bene, chi ha messo questi mandati è il procuratore generale capo che si chiama Karim Khan. Nel frattempo Donald Trump viene eletto presidente degli Stati Uniti. Lui che è stato eletto dal lobby ebraico, poi anche il suo genero, un ebreo Kirchner. Allora mette al bando, proprio sanziona alcuni membri della Corte Penale Internazionale che non possono, bloccano il loro conto corrente, non possono aprire un conto. Tu sai che, voi sapete tutti quanti, noi siamo legati alla banca. Anche per viaggiare noi dobbiamo avere una carta prepagata, o carta Visa Card. Questa cosa hanno fatto con una Corte Penale Internazionale. Identica cosa noi vediamo nei confronti di una donna italiana di nome Francesca Albanese. Cosa ha fatto? Lei è rappresentante speciale dell'ONU per la Palestina. Il suo compito qual era? Delle ricerche. Ricerca, il risultato è il suo lavoro che ha presentato all'ONU. Anche lei purtroppo ha subito la stessa sorte. Immaginate, una donna italiana con 2 figli non è protetta dal governo italiano, protetta dal governo tunisino. Strano che un paese democratico come quello italiano non ha preso una posizione. C'è qualcosa? No, vai bene. Bene, i giornalisti italiani cosa fanno? Giornalisti di fama nazionale, tipo Paolo Mieli, o Maurizio Molinari, o Mentana, parlano, non è un genocidio, è un massacro, chi dice un crimine. Poi abbiamo anche un altro giornalista che ha una trasmissione televisiva su una TV privata. Si chiama Davide Parenzo, il quale addirittura ha scritto un libro, si intitola così: Io non amo Israele, ma un testo sacro mi dice di amarlo. Per questo motivo io amo Israele. Cioè, in Israele esiste l'apartheid. L'apartheid non esiste dall'altro ieri, dal 7 ottobre, esiste dal 1967, quasi da 58 anni. Io da quasi 40 che sto parlando dell'apartheid, non mi ascoltano. Un altro giornalista importante, tipo Giovanni Floris, io dico nome e cognome per non creare nessun dubbio. Bravissimo. Giovanni Floris ha una trasmissione importante su una TV 7 di nome Martedì, il suo programma, e spesso fanno delle ricerche. Io mi ricordo una volta ho sentito dopo il 7 ottobre un'intervista fatta proprio a lui, il quale diceva che io fino al 7 ottobre pensavo che l'Israele fosse l'Occidente dell'Oriente. Un giornalista informato,
Ma dal 7 ottobre ho cambiato idea, dal 7 ottobre. Giovanni Floris, com'è possibile non sapere che nei territori occupati al popolo palestinese ci sono una serie di delimitazioni, tipo un popolo palestinese che non ha il diritto di avere la sua cittadinanza, non ha il diritto di avere la sua moneta, la moneta quella israeliana, non ha il diritto di spostarsi da un'area all'altra area dei territori occupati, altrimenti deve affrontare parecchi checkpoint. Non ha il diritto di avere una giustizia, perché là c'è giustizia militare. Spesso vengono arrestati senza nessuna motivazione, ma stiamo parlando milioni di palestinesi che sono stati arrestati senza nessuna motivazione. Mi ricordo, nel momento in cui stavo terminando la tesi, ho letto alcune interviste, sto parlando più di 40 anni fa, fatte ad un leader movimentista di Afrikaner di nome Dennis Goldberg, era un attivista, il quale è stato arrestato negli anni 60, come Nelson Mandela, è condannato a 22 anni di carcere. Dopo aver trascorso questi 22 anni di carcere, espulso dal Sudafrica. Lui ha deciso di andare in Israele, perché lui è di origine ebraica, di tradizione intendo, essendo non credente, però ha deciso di andare là. Dopo alcuni mesi ha rilasciato delle interviste, ha lasciato definitivamente Israele, dichiarando che io pensavo che l'apartheid esistesse solo in Sudafrica. Qui in Israele ho scoperto un tipo di apartheid molto maggiore rispetto del mio paese d'origine sudafricano. Addirittura ha detto, da noi in Sudafrica le spiagge non erano pattugliate dai militari armati, però in Israele succede. La stessa posizione ha espresso anche Desmond Tutu, l'arcivescovo di Johannesburg, che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 1984. Arrivando alle cose importanti, la storia della Palestina. Quando è iniziata? Voi tutti conoscete Shoah, pogrom, una parola russa, significa la distruzione, saccheggio, stupro, specialmente nei confronti degli ebrei. Questa è iniziata dal 1100, poi oltre a questo ebrei dal 1000 al 1800 non avevano il diritto di possedere terra, non avevano il diritto di occuparsi nel campo dell'agricoltura. Potevano fare solamente 3 cose: l'artigianato, commercio e prestare il denaro. Le prime immigrazioni è successa dopo una degli ultimi pogrom, 1881. Alcuni ebrei hanno deciso dalla Russia di trasferirsi in Palestina. Raccontavano tra i sionisti che appunto esisteva un'area conosciuta come Palestina in cui non ci abitava nessuno. Una delle balle più grandi che hanno raccontato. Nel 1897, sto sintetizzando perché il discorso è molto lungo, per questo motivo, al 1897 un giornalista austriaco di origine ungherese decide di fondare il movimento sionista. Qual era la strategia di questo movimento? Creare una patria per tutti gli ebrei che scappavano da vari pogrom. E creare questa patria. Quali erano le tattiche di questa, per arrivare alla strategia? 1. Fare una campagna a favore del movimento sionista. Lui si chiamava Theodor Herzl. 2. Pianificare l'immigrazione. 3. Creare dei rapporti con personaggi importanti a livello mondiale. Allora, l'unico paese di quell'area in cui il movimento sionista era forte, qual era? L'Inghilterra. Nel 1903
L'Inghilterra propone a loro: lasciamo stare la Palestina, perché era protettorato della Gran Bretagna la Palestina. Vi offriamo Uganda. Avevano parecchie colonie. Theodore Herzl avrebbe anche accettato. 1904 muore e tutto salta, puntano tutto su Israele. Il suo posto viene preso da un certo chimico importante russo di nome Weizmann. Weizmann si trasferisce proprio nel centro dove era forte il movimento sionista, in Inghilterra. Si mette in contatto con vari personaggi. Alla fine, attraverso un ministro degli esteri di nome Balfour, riesce ad avere nel 1917 una mini autonomia. 1917. Ricordatevi, nel 1917 in Palestina c'erano 2% della popolazione di origine ebraica, 98% erano musulmani e cristiani. Piano piano, a partire dal 1920, danno la possibilità agli ebrei di avere una certa indipendenza, avere un esercito attraverso il movimento terroristico tipo Haganah, più l'educazione ebraica, in più l'istruzione ebraica. È chiaro, là iniziano le prime proteste, i primi scioperi, le prime manifestazioni. Quella più eclatante è stato quello del Muro del Pianto 1929. Cos'è il Muro del Pianto? Perché anche nel 2000 Sharon con un gruppo di integralisti appartenenti al Likud attaccano col muro, violano. Muro del Pianto praticamente è un muro che una volta c'era un tempio di Salomone che è stato distrutto dall'impero romano 70 anni dopo Cristo. È importante sia per gli ebrei sia per i musulmani. Perché per i musulmani? Perché là è rimasto solo un muro. Perché dall'altra parte è importante perché, secondo i musulmani, dicono là c'erano delle moschee tipo Al-Aqsa. Questo non è assolutamente vero, perché moschea Al-Aqsa o altre 2 moschee sono state costruite 100 anni dopo la morte di Maometto, per cui il motivo cade su un altro aspetto. Qualcuno di voi avrà letto il Corano, capitolo 17, se andate a vedere, si parla del viaggio notturno di Maometto. Dicono alcuni commentatori appartenenti alla cultura ebraica, musulmana, come Al-Bukhari o Abu Dawud, VIII-IX secolo d.C., loro hanno spiegato in maniera chiara che quell'anno, durante il viaggio notturno, Maometto avrebbe viaggiato con un animale conosciuto come Burak, dalla Mecca fino a Gerusalemme, da Gerusalemme fino al 7° cielo, incontrandosi con alcuni profeti. Questo animale com'è? Dalla testa in giù il corpo di un asino, qualcuno dice cavallo, dalla testa in su la testa di una donna con le ali. Lui avrebbe legato questo animale all'altra parte del muro. Qui diventa essenziale, importante per la cultura musulmana. Poi altre manifestazioni, anche in quell'occasione muoiono migliaia di persone. Altre proteste dal 1936 al 1939, dove nasce la commissione Peel. Perdonatemi che vado avanti così, io lo so, è un po' complicato. Commissione Peel, cioè la prima, dopo le prime manifestazioni sanguinarie, migliaia di persone vengono uccise in quell'occasione, perché giustamente l'immigrazione selvaggia da parte degli ebrei stava creando una serie di problemi. Cosa succede? Loro decidono, dicono che è impossibile una certa convivenza da parte degli ebrei con i musulmani. Decidono di dividere la Palestina in 3 parti, 30% agli ebrei, 60% ai palestinesi, il resto, che restavano 2 città religiose, sotto il protettorato inglese. I palestinesi giustamente non hanno accettato. Là non voglio parlare di Mufti al-Hussein, che è un po' complicato, magari dopo aver finito tutto, quando siamo fuori
vi racconterò tutto, però adesso è impossibile perché la testimonianza del senatore è molto importante, perché hanno fatto un lavoro importantissimo. 1939 gli ebrei, attraverso 3 organizzazioni criminali tipo Haganah, Stern, Irgun, fanno entrare degli armamenti in Palestina. Dopo la seconda guerra mondiale scoprono che 6 milioni sono stati sterminati dai paesi nazifascisti, Italia e la Germania. Nasce l'ONU, che prima, durante la prima guerra mondiale, si chiamava la Società delle Nazioni, perché quando le potenze non riescono a risolvere il problema, inventano questa organizzazione ONU per risolvere i loro problemi che sono incapaci. L'ONU cosa fa? Decide di dividere la Palestina in 3 parti, 56% agli ebrei, che rappresentavano neanche il 30% della popolazione, il 43% ai palestinesi, che erano più del 70%. È chiaro che anche io, se fossi stato un palestinese, avrei rifiutato questa proposta dell'ONU. Scoppia la guerra. La guerra dura fino al 1948, la prima guerra. Spesso dicono che durante questa guerra, come ha ripetuto la senatrice Liliana Segre, ha detto gli israeliani sempre sono stati attaccati. È una delle balle più grandi che ho sentito nella mia vita. Non è vero. Non era assolutamente vero. C'erano diversi paesi, tipo la Siria, che non ha neanche sorvolato. Libano non aveva neanche un esercito. L'Arabia Saudita e lo Yemen e l'Iraq avevano appena ottenuto l'indipendenza. Le uniche 2 nazioni erano l'Egitto, che ha fatto alcune incursioni, più la Giordania, che aveva un esercito importante, che è messo in piedi dal regime colonialista inglese. Però anche la Giordania arriva ad un accordo segreto col Ben Gurion. Ben Gurion è colui che è diventato il primo ministro dello Stato di Israele. Ha chiesto: mi date Gerusalemme più una Gerusalemme Est più la Cisgiordania, in cambio io non intervengo in guerra, non entro in guerra clandestinamente. Dopo questo signore, re Abdallah, nonno di re Hossein di Giordania, viene ucciso nel 1951 da una organizzazione terroristica conosciuta come Fratelli Musulmani. Fratelli Musulmani è un movimento che nasce nel 1928 in Egitto. Fratelli Musulmani sono quelli che adesso sono sotto il controllo di Qatar e gestiscono il 70% delle moschee in Italia, in Francia e in Belgio. Questo bisogna fare attenzione. Noi abbiamo già manifestato con vari senatori, deputati, risultato per il momento 0. Durante quella tragedia della guerra, 47-48, il terrore che hanno creato questi 3 movimenti terroristici tipo Esther, Haganah, Irgun, più di 750.000 palestinesi lasciano il paese, hanno detto che lasciate e dopo potete rientrare. Quei 750.000 non sono mai rientrati in Israele o nei territori occupati. L'ONU decide di mandare un personaggio di nome Lord Bernadette, è uno svedese che è appunto amico degli ebrei, aver salvato 31.000 ebrei durante il regime nazista. Cosa succede? Questo signor Lord Bernadette viene ucciso da un'organizzazione terroristica. Nel 7 ottobre che noi parliamo, nei territori in Palestina si sono verificati centinaia. Quella più eclatante, che ormai tutti parlano, il villaggio di Deir Yassin. Arrivando alla conclusione, non voglio parlare della guerra del 56, guerra 6 giorni, guerra del 74 e quello attacco a sud del Libano 1982. 48 cosa succede? Un personaggio di nome Menachem Begin,
capo di Hirut era un movimento, la sua organizzazione terroristica si chiamava Irgun, decide di attaccare quel villaggio di centinaia di persone inermi, non c'entravano assolutamente né col movimento indipendentista dei palestinesi né tantomeno quella ebraica, è una popolazione pacifica. Loro entrano uccidendo, quasi stragando la maggioranza delle persone. Come trofeo portano il loro cadavere a Gerusalemme, perché era a pochi chilometri da Gerusalemme. Che questo ha fatto infuriare chi? Alcuni leader ebraici, fisici, scienziati tipo Albert Einstein, che allora o Hannah Arendt, che abitavano proprio in America. Loro hanno fatto una bellissima lettera che l'hanno fatto pubblicare sul New York Times, paragonando quell'azione di Menachem Begin come quello che hanno fatto i nazisti nei confronti degli ebrei. Per cui il regime, io quando chiamo il regime nazifascista, mi hanno insegnato i capi ebraici, tipo Albert Einstein e Hannah Arendt. Cosa succede? Questo signor Begin negli anni 70 fonda il partito Likud. Dopo l'accordo con Sadat, prende anche il premio Nobel per la pace negli anni 70. Signor Menachem Begin, che diventa anche il primo ministro, fonda un nuovo partito su falsariga del Hirut, si chiama Likud. Chi è attualmente il leader di Likud? Netanyahu. Per cui io non voglio dilungarmi perché il discorso è molto... Ascoltiamo la testimonianza del senatore, che è importante. Grazie mille. Sono stato giusto nel tempo? Sì. Sei incastrato. Sei incastrato e sei girato proprio sotto. Bene, allora adesso diamo la parola a Marco Croatti e ci porti la tua esperienza. Spero che mi regga la voce perché oggi sono a posto. E allora io, insomma, Marco, vi ringrazio per questo momento. Elena, grazie mille di questa disponibilità, di questa bella giornata, insomma, di condivisione. Saluta l'amico Luca perché ovviamente Luca Sut, abbiamo lavorato 5 anni insieme, eravamo nella stessa commissione Camera-Senato e insomma è stato un bel rapporto. Io vi vorrei portare una testimonianza per farvi un po' capire quello che è successo, perché se qualcuno di voi l'ha seguito veramente il viaggio della Global Summit Flotilla e l'ha seguito da terra, ci sono due cose che vi devo comunicare prima di iniziare a raccontare il viaggio. Il primo, che siete stati fondamentali per tutta la missione. Il vostro ruolo è stato per noi, per chi era in barca, è stato grandioso. Ci siamo sentiti protetti e la missione, come vi racconterò in un paio di occasioni, ha rischiato veramente di arenarsi, di fermarsi, e non è successo questo grazie alla vostra condivisione e alla vostra vicinanza. Ve lo dico da chi era in barca, lo dovete sapere. E siete stati per noi l'unica protezione fisica di tutta questa esperienza. La seconda questione è stata appena detta, è stata appena spiegata. A Gaza si muore, il genocidio a bassa intensità va avanti nella stessa identica maniera, sono morte più di 300 persone, in questo momento polverizzano le macerie. La BBC è entrata 7 giorni fa, è entrata accompagnata dalle truppe dell'IDF e i giornalisti hanno detto che non si riconosce dove si è, cioè non ci sono più punti di riferimento, quindi loro hanno girato, fotografato e in questo momento è tutto polverizzato. Una delle questioni che vi devo dire, perché me ne ha passato un operatore di un ONG che è riuscito a essere presente sul territorio, l'unico senso che non riesce a arrivare alle persone è l'odore. Si sente l'odore del sangue, l'odore dei morti da tutte le parti a cielo aperto. L'odore del sangue, ha detto che è una cosa
costante in tutti gli spazi, in tutte le macerie. Questi sono i principi su cui adesso, in questo momento, il popolo sta vivendo una situazione drammatica e non è cambiato niente. L'unica cosa che è cambiata è che dai vostri cellulari è sparita l'immagine e che dai vostri social sono sparite le condivisioni e che dai vostri programmi che seguite questo tema qui è stato messo nelle ultime pagine. Volutamente, è stato fatto scientificamente, i giornalisti sono oltre ai dottori, i giornalisti sono stati uccisi in maniera mirata, hanno eliminato tutta quella che era la stampa sul territorio. I giornalisti in maniera particolare avevano delle pagine Instagram dove tutti quanti noi abbiamo condiviso i loro video, hanno cancellato le loro pagine, quindi i video che voi avete condiviso sono spariti anche dai vostri social se non li avete scaricati. Questo è proprio, come dire, un tentativo di riscrivere, ed non rientro su quello che è stato perfettamente raccontato, ma quell'azione sta andando avanti nella stessa identica maniera. E raccolgo una delle cose che è stata specificato: risultati zero. Risultati zero. Noi, dopo 2 anni di Parlamento, di azioni politiche fatte in tutte le maniere, anche simboliche, anche vestendosi della bandiera per non farsela strappare con i colori in aula, non è successo niente, risultati zero. Questa frustrazione, questo atteggiamento del nostro governo cinico e complice di quello che sta succedendo, perché ci tengo a precisare, l'Italia è il terzo fornitore di armi dell'esercito israeliano, l'Italia è il primo fornitore di nitrato d'ammonio che viene utilizzato per gli esplosivi dopo che Spagna e Turchia hanno smesso di venderlo a Israele. Noi siamo diventati il primo fornitore, quindi noi facciamo parte di quello che sta succedendo lì come paese. L'Italia, su 193 paesi, ci sono 157 paesi che riconoscono la Palestina, l'Italia è in quei 36 paesi che non riconosce la Palestina. Non c'è stata fatta nessun tipo di azione politica in quell'azione. Questa frustrazione da parlamentare, tutta questa visione che avevo, come avete tutti quanti voi, mi ha fatto pensare di provare a dare un contributo ulteriore, di dare un contributo differente da quello che erano gli atti parlamentari. E come sempre la forza politica a cui appartengo riconosce l'attivismo dal basso come un principio superiore, e ho visto che stava nascendo questo movimento che avrebbe fatto questo viaggio. La prima cosa che ho fatto, ovviamente ho parlato con Stefano Patuanelli, lo conoscete benissimo, persona che stimo tantissimo, che mi ha seguito tutti i giorni durante il viaggio, ci siamo sentiti praticamente tutti i giorni, e ovviamente con Riccardo Ricciardi, perché a livello di amicizia ci lega qualcosa magari anche di importante. E poi sono andato dal presidente della mia forza politica, da Giuseppe Conte, e gli ho detto: Giuseppe, io vorrei fare questa cosa, ma so che se mi metto in barca porto il Movimento 5 Stelle in barca, quindi sono un parlamentare, non posso andare come un cittadino di nascosto. Lui mi ha detto: Marco, vai, siamo con te, sono sicuro che tutta la comunità del Movimento 5 Stelle in questo viaggio sarà con te. E questa cosa qui, ve lo posso dire, l'ho proprio sentita tantissimo, mi sono sentito per la prima volta come parlamentare di aver rappresentato la mia forza politica, e questa cosa mi ha dato molto orgoglio. L'idea era quella di rafforzare le difese degli attivisti, cioè entrare come diplomatico su una barca, come diplomatico, con un passaporto diverso da quello che avete voi. Io e Luca abbiamo dei passaporti, siamo dei diplomatici, abbiamo dei passaporti che ci permettono di entrare nei paesi in un modo completamente differente, un atteggiamento di risposta del governo. Quindi ho detto: mi metto su quella barca, lo faccio sapere a tutti quanti, utilizzo i miei canali con i ministeri, i miei canali con l'unità di crisi, i miei canali comunicativi a livello nazionale, li metto su quell'imbarcazione pensando di dare una protezione più ampia agli attivisti. In realtà quelle barche hanno fatto qualcosa di importante nel momento stesso che sono partite, perché sono riusciti a dare voce a milioni di persone come voi che non riuscivano a farsi sentire. La forza delle barche non sono state le barche in sé, non sono state 50 barchette con degli attivisti sopra a incrinare il velo di ipocrisia che c'era su quella terra. In realtà la forza sono state tutte le persone a terra che finalmente
avevano trovato il modo di farsi sentire. Quindi il fatto che voi ci avete seguito, siete stati una protezione gigantesca, ma quando Trump ha detto a Netanyahu non ti vorrai mica mettere contro tutto il mondo, non parlava di noi sulle barche, parlava di voi a terra e dai milioni di ragazzi che si sono attivati, a dimostrazione della falsa narrativa di questo paese, che le nuove generazioni non sono interessate, non sono attente, sono dei vagabondi con il reddito di cittadinanza sul divano, sono tutte baby gang, e non è vero. Milioni e milioni di giovani di questo paese, di tutto il mondo, si sono attivati da un secondo all'altro, sono scesi in piazza e hanno fatto paura. E hanno fatto paura ai governi, hanno dovuto camuffare con questa frase pace, che non è assolutamente pace, non è assolutamente tregua, l'abbiamo penso ripetuto entrambe più di una volta, e mi ha fatto imbarcare. E per farvi capire come è funzionato, per darvi un po' di dettagli, perché magari io il 31 sera, non so per quale motivo, mi hanno chiamato per partecipare alla flottiglia, dovevo essere il giorno dopo, l'1 a Catania, perché il 4 si sarebbe partiti, quindi io sono partito, sono arrivato a Catania, abbiamo fatto in una sala parrocchiale molto grande diversi giorni di brainstorming, di corsi, di riflessioni. Ve ne faccio uno per farvi rendere conto. Un pomeriggio su un monitor come questo qui hanno proiettato il video della Mavi Marmara, quella flottiglia dove hanno ucciso 10 turchi, perché loro, quando vieni attaccato, ti difendi con i cannoni d'acqua. Immaginate le scene di Greenpeace quando attaccano le baleniere si difendono con i cannoni d'acqua. Loro, attaccati dall'IDF, si sono difesi con i cannoni d'acqua, questi li hanno preso come un attacco e gli hanno ammazzato 10 persone. Ci hanno fatto vedere questo video, ci hanno fatto mettere a sedere in una sala come erano a sedere loro nel filmato, quindi tutti per terra, uno schiena all'altro. A un certo punto hanno spento le luci, dalle porte sono arrivate delle persone incappucciate con delle bottiglie di plastica vuote, hanno iniziato a picchiarci, farci mettere per terra, metterci le fascette dietro, farci stare sdraiati per terra, con tutto questo rumore dei miti e questo video. Questo qui è durato 25 minuti, perché il video durava 25 minuti. Io ho 53 anni, lì c'erano molti ragazzi giovani, ma c'erano anche persone come me, c'erano anche, non so se avete seguito, c'era un orologiaio svizzero, Roberto, che aveva 84 anni, c'era diverse persone di un'età anche più alta. Io, stando 25 minuti sdraiato per terra, faccia a terra, con le mani legate dietro, sapendo che era una simulazione assolutamente, io ho fatto veramente fisicamente fatica, e lì ho iniziato a pensare: questa cosa quando succederà, perché succederà, saremo capaci tutti di gestire la forza, lo stress, perché la reazione di Marco ricade anche su Marco, la reazione di Mara ricade anche sugli altri componenti della barca. Quindi questa cosa qui è stato uno dei pensieri su cui siamo partiti. Sabotaggi ce ne sono stati tante, situazioni particolari che abbiamo denunciato, ne abbiamo viste tante. Addirittura una notte da sotto le barche sono uscite delle persone, si sono tolte le mute, le hanno buttate nella macchina, sono scappate via con le visiere dei cappelli tirate giù e con le mani coperte. Noi abbiamo subito anche durante la fase ancora di partenza tante questioni, ma noi in realtà non siamo partiti il 4, addirittura siamo partiti il 19, perché in realtà, non so se ricordate, la flotta quando è partita si è fermata a Tunisi è stata attaccata per 2 notti di fila, e lì si è vista la differenza. La comunicazione nazionale dell'Italia, non so se ricordate quella volta quando si vedevano queste immagini, adesso mi dispiace che non abbiamo messo il filmato, si vedono queste immagini dove piove questo napalm, questa sorta di fuoco rosso. La stampa nazionale, i giornalisti italiani, i miei colleghi politici nazionali sono andati nel telegiornale a dire che si erano accesi con una sigaretta, si erano dati fuoco a dei giubbotti di salvataggio, avevano sparato un bengala per scherzo ed era un fuoco d'artificio. In realtà le immagini sono eloquenti: è piovuto del napalm, di un drone sulla barca, il ragazzo che si vede nel filmato che scappa poi è finito in barca con me e mi ha raccontato la dinamica dei droni molto bassi che giravano sopra le barche, si fermavano e facevano piovere queste colate di fuoco sulle barche. Però in realtà la distorsione, anche voi stessi, non so come avete carpito quelle informazioni, ma l'informazione è stata distorta fortemente dalla comunicazione nazionale, dai politici del centrodestra. Questo in realtà ha rallentato un po' il loro arrivo, e all'interno delle nostre imbarcazioni è arrivato
sono arrivate le prime pressioni, noi abbiamo avuto forti pressioni a livello governativo, a livello di ministeri, a livello di Presidente della Repubblica, a livello di Presidente del Consiglio, sembravamo noi criminali, sembravamo noi quelli che potevamo bloccare la pace, potevamo bloccare tutto quello che era un processo di aiuti umanitari, quindi era fondamentale che noi ci fermassimo perché loro in 5 minuti potevano portare gli aiuti. A oggi, da quando ci hanno fermato, gli aiuti non sono arrivati, non entra niente. Tutto quello che passa tramite il governo israeliano. La flottiglia è una missione pacifica, non violenta, che voleva rompere un blocco navale illegale, perché in acque internazionali fermano barche, rapiscono persone, rapiscono parlamentari con i mitra, li portano via, affondano barche e li portano a terra dentro le carceri a terra, in mezzo al Mediterraneo. Il viaggio, quando è iniziato, diciamo dopo queste difficoltà, dopo l'attacco a Tunisi, a un certo punto le imbarcazioni sono riuscite a partire, abbiamo tardato alcuni giorni perché c'era una grossa perturbazione di vento, di meltemi, e quindi si aspettava di prendere la coda. In realtà quando siamo partiti noi, lo dico perché sono di Rimini, forse si sente dall'accento immagino, però io sono un tipo da spiaggia, non sono un lupo di mare, cioè il mare forza 4, onde da 2,5 metri. Io e tutti quanti quelli che eravamo a bordo siamo stati solo male per 4-5 giorni, solo male, proprio male fisicamente, male che poi perdi anche la dignità, perché quando vomiti per più giorni continuamente, non riesci a mangiare niente, ognuno all'inizio aveva un ruolo, dopodiché lui non faceva da mangiare, io non lavavo i piatti, lui stava sdraiato per terra tutto il giorno, gli unici che reggevano un po' la pompa erano i capitani, 10 persone come eravamo noi, in una barchetta con 7 posti letto, un bagno, perché gli altri li abbiamo fatti esplodere all'inizio per i problemi che abbiamo avuto noi, quindi sono i bagni come quelli dei camper, sono dei bagni delicati, diciamo, non è che sono i bagni di casa nostra, quindi il viaggio è iniziato molto male, la convivenza è stata molto complessa, i momenti di tensione si sono alzati tantissimo in molte occasioni. Le barche erano formate da un capitano che comandava su tutti quanti, una crew di 2 persone, uno che poteva pilotare insieme, navigare insieme a lui, e un medico o un infermiere che poteva aiutare le persone a bordo, un giornalista, un esponente della Global Sumur Flottiglia, e poi c'erano gli attivisti come me. Per quello che io in quel periodo lì non sono mai andato in televisione, perché in realtà noi non decidevamo niente, la politica non decideva niente, la flottiglia aveva solo una missione: rompere quel velo di ipocrisia e obbligare i governi a guardare da quella parte, quindi non c'era nessun altro piano. Quindi quando alcuni andavano in televisione a raccontare quello, quell'altro, bisogna fare così, non è mai stato preso in considerazione, non c'è mai stata una missione diversa dalle altre. I primi 4 giorni, dicevo, sono stati molto complessi a livello fisico, poi la sera non c'era la luna, il buio arrivava prestissimo, l'energia sulle barche era molto scarsa, quindi era anche complicato caricare i cellulari, ma anche lo stesso guardare i cellulari era difficile perché la nausea sopraggiungeva molto rapidamente. Io ho messo i caratteri cubitali perché i piccolini proprio stavo male dopo 3 secondi. La notte del 22, prima della notte del 23, una attivista nostra a bordo, che era stata anche sulla Mani Marmara, era un'attivista turca, dopo 5 giorni che vomitava e basta, ha avuto una colica renale, e in piena notte, dopo 2 giorni, 1 giorno e mezzo di flebo, non sapevamo veramente come fare, e lei ci ha chiesto, ci ha implorato di o portarla a terra o raggiungere quelli di Emergency. In realtà c'era qualcuno che ci aiutava, Emergency ci ha seguito, quella notte abbiamo raggiunto Emergency con delle onde di 2,5 metri, con questa donna con la flebo, disperati, ci siamo affiancati navigando veloce al gommone di Emergency, sta donna con la flebo è saltata sulla barca, i medici ci hanno detto che l'avrebbero curata e ce l'avrebbero dovuta rimettere sull'imbarcazione perché quello era il regolamento che potevano attuare loro come ONG. In realtà Emergency il giorno dopo l'ha presa e l'ha portata a terra con un elicottero e l'ha curata, quindi chi voleva aiutarci realmente l'ha fatto. Chi invece ha raccontato militarmente, che ci ha seguito, quando voi sentite l'Alpino, queste barche che ci hanno seguito, erano come delle ambulanze a un concerto, come delle ambulanze allo stadio, sarebbero intervenute per raccogliere i cadaveri o chi era finito in mare, quindi l'unica utilità che ci hanno dato è quella. La dimostrazione è che alle 100 miglia hanno girato i tacchi e se ne sono andate via, quindi hanno completamente abbandonato più di 50
italiani a bordo. La notte successiva a quella del 23, poi magari il video che ti ho dato, fallo girare personalmente, così ognuno rivede questi pezzi che sono in ordine cronologico. La notte delle... Lo mettiamo sul canale del movimento. ve lo tenete voi. E lo condividiamo Sì. nelle pagine. La notte del 23, praticamente la sera all'Imbruniere vedevamo sempre tanti droni che giravano sul cielo, ma molto alti. Erano ovviamente dei puntini rossi, sembravano quasi degli aerei per quanto erano alti questi puntini rossi. La notte del 23, in realtà a inizio serata all'Imbruniere, questi droni erano molto più bassi ed erano quasi a una cinquantina di metri, vedevamo quasi la sagoma, pur essendo notte intravedevamo quasi la sagoma. E a mezzanotte italiana, l'una di notte, ora lì, noi eravamo a 460 miglia dall'Italia e a 38 miglia da Creta. Eravamo a 700 miglia da Gaza, cioè quindi eravamo in pieno Mediterraneo, lontanissimi da qualsiasi cosa. La radio a bordo inizia a essere intercettata e parte una musica degli ABBA, una canzone degli ABBA. Questa cosa è andata avanti per diverso tempo. Io all'inizio ho anche sorriso, anche mi ricordo che il mio capitano gli ha detto: guarda, sarà quel pataca del comandante dell'Otaria che fa lo spiritoso, mette sulla musica. Però questa cosa è andata avanti finché da sotto la barca alcune persone un po' spaventate, un po' nervosite, sono uscite e ci hanno detto: ma cosa sta succedendo? Ma è lungo sto scherzo. Prova ad andare sul canale differente, il canale di emergenza della radio, perché noi avevamo un canale dove parlavamo, poi un canale di emergenza. Quindi ci spostiamo sul canale di emergenza. Appena ci spostiamo sul canale di emergenza sentiamo un capitano dire: ci hanno buttato della polvere urticante addosso, brucia. Si sentivano delle voci sotto di gente che parlava forte ad alta voce in maniera frenetica, e lui che urlava brucia, brucia, brucia. A un certo punto abbiamo sentito un'esplosione, io ho sentito perfettamente un'esplosione, altri sono usciti da sotto la barca, uno ha sentito un petardo, uno ha sentito un fuoco d'artificio. E ci siamo guardati tutti quanti, ci siamo messi in protezione, ci siamo messi il giubbotto, abbiamo attivato tutte quelle che erano le procedure che avevamo studiato i giorni a terra di soccorso. E poi ho visto l'espressione davanti della persona che avevo davanti, ho visto proprio la faccia terrorizzata, ho sentito un'esplosione fortissima vicino alla barca e da lì è sceso calata su ognuno di noi, almeno a me personalmente, proprio la paura, la paura, quella che ti fa cambiare la temperatura del corpo, quella che non ti fa più sentire bene i rumori, che ti fa vedere tutto appannato, che fai fatica a stringere il cellulare, perché comunque era un'esplosione, la persona davanti a me si è illuminata tutta quanta e si era coperta il viso. Da lì ci siamo messi in uno scenario di guerra, quindi tutti a sedere, a controllare intorno alla barca, e abbiamo iniziato a sentire sfrecciare i droni, sentivamo perfettamente le eliche sopra la barca e poi rallentavano sopra la barca, ma all'altezza dell'albero, quindi erano a 4-5 metri da noi, ferme sopra le barche. Questa cosa qui ha generato molta paura ma molta lucidità, perché abbiamo fatto i video, abbiamo fatto le riprese, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, anche quando esplodevano sulla nostra barca abbiamo cercato di riprendere, perché abbiamo detto: dobbiamo testimoniare quello che sta succedendo, e abbiamo chiamato un Mayday, barche battenti bandiera italiana, fanno un Mayday in mezzo alle acque internazionali, a 38 miglia da Creta, a 400 miglia dall'Italia, attacco militare. Nessuno ha risposto. Questa cosa qui è andata avanti fino alle 4 di mattina. La nostra barca è stata colpita 2 volte da 2 granate stordenti. La prima che ci ha colpito ci ha praticamente lavato tutti quanti sulla barca. La terza, quella che nel video siamo riusciti a riprendere le urla quando ci ha colpito, ha completamente colpito la randa della barca. Io l'ho vista ad arrivare, ho urlato a tutti di mettersi in protezione, ha squarciato la randa è la vela più grande, che è caduta, e da lì in avanti noi non abbiamo più avuto la vela, abbiamo dovuto viaggiare solo a motore. Questa cosa è durata tutta fino alle 4 di mattina, e in realtà da lì per noi, da quel momento lì, è cambiato il viaggio, perché
non dormivi più come prima, ogni volta che ti addormentavi ti svegliavi di soprassalto, la notte le intercettazioni ci sono state continuamente, la paura che potesse succedere qualcosa di più grosso ce l'avevamo, perché i canali dell'unità di crisi, i canali che arrivavano a noi, parlamentari a bordo, erano sempre più pesanti, sempre più forti, sarebbe successo qualcosa di più grave, fermatevi. Il giorno dopo c'è stato l'appello del Presidente della Repubblica. Per una cosa forte e una dimostrazione del ruolo che abbiamo avuto nei parlamentari, lì si è visto, perché la denuncia che abbiamo fatto noi di quell'attacco non è stata cambiata, non è stata distorta, non è stata narrata in maniera differente. Tutti quanti hanno detto che quello è stato un attacco militare dei barche. Quello che ci hanno chiesto è chi era, chi non era, chi era, chi non era, chi è stato, chi pensate che sia. Però non hanno più raccontato, si sono accesi una sigaretta o si sono sparati per i fatti loro. Ecco, il ruolo che volevo mettere sulla barca si è realizzato in quei contesti lì. Il fatto di poter denunciare realmente quello che poteva succedere. Però, ripeto, sulla nostra barca la pressione anche di quello che sarebbe successo più avanti, anche che avrebbero potuto sparare, che avrebbero potuto affondare le barche, che avrebbero potuto attaccarci in maniera più violenta, arrivava, la pressione era forte, la pressione si diffondeva fra i capitani. Il giorno dopo, all'imbrunire verso le 5-6 di sera, la paura, la tensione ha fatto deviare alcune barche verso terra. Si è detto, ci nascondiamo nelle acque internazionali, scusatemi, nelle acque nazionali della Grecia, se ci attaccano lì è come si attaccano in Europa. Quindi siamo entrati in quelle acque lì, tutte le barche ci hanno seguito e i droni sono andati via. Noi siamo stati 2 giorni lì, fermi, molte persone sono scese, anche lì altra narrativa falsa della stampa, la delegazione italiana è fuggita, è scappata, sono scese 14 persone, però erano 14 persone che erano 2 mesi che non lavoravano, era gente che... vi faccio l'esempio dei capitani. I capitani lavorano 5 mesi all'anno, 2 mesi li hanno dedicati a quel viaggio lì, non hanno portato a casa lo stipendio di mezzo anno alcune persone, i professori erano a casa da 2 mesi di scuola, avvocati, infermieri, molti sono scesi per quei motivi, molti perché avevano paura, alcuni per le tensioni che avevamo a bordo. Vi racconto la storia di un inglese che dopo 3 barche che ha passato, tutte e 3 le barche hanno avuto avarie, hanno dovuto abbandonare il percorso. La terza barca su cui è stato, la Famina Madeira, gli è esploso il motore, quindi la barca più importante nostra si è fermata a Cipro, perché c'erano anche dei sabotatori dentro le nostre imbarcazioni, in mezzo a noi, in mezzo alle persone che viaggiavano con noi. Quindi sono stati 2 giorni pesanti, la missione ha fatto fatica a ripartire. Io con Stefano mi sentivo tutti i giorni, ma Stefano mi chiamava, Marco, come stai, come ti senti a livello umano, perché il peso era veramente forte, veramente stressante all'interno delle barche. In realtà in quel momento di forte scoramento, dove molte persone scendevano, molti erano spaventati, abbiamo visto voi fuori, abbiamo visto la manifestazione che avete fatto. Io addirittura ho visto le foto della mia città, ho visto un fiume di gente in una via che non era impossibile che ci fosse tutto questo. Che cazzo è successo a Rimini? Non riuscivo a capire cosa stava succedendo in realtà a terra e come mai questo milioni e milioni di giovani erano in piazza da un momento all'altro, e ci giravamo i video e le foto e gli attestati di stima e le maestre a scuola con i bambini, le canzoni, le immagini, le fotografie. Per noi è stato un momento gigantesco il fatto di sapere che c'erano veramente milioni e milioni di persone che seguivano in maniera attenta quello che poteva succedere e a proteggerci. Il blocco tutto, i portuali che avrebbero fermato qualsiasi cosa nel paese se ci fosse successo qualcosa. In realtà quel calore, quella forza ha fatto ripartire le imbarcazioni, ha fatto ripartire tutti quanti, estremamente motivati con un unico obiettivo, quello di arrivare a Gaza senza mai fermarsi e senza mai ascoltare quelle che potevano arrivare proposte da terra, sottoproposte o ipotesi. Il viaggio è continuato in maniera complessa. Vi faccio l'esempio della barca come la mia, perché la mia barca è iniziato il 27 settembre a imbarcare acqua, dovevamo svuotare l'acqua, si è rotto il pilota automatico. Una notte addirittura, mentre navigavamo, io vedo una barca andare nella parte opposta, gli ho detto al mio capitano, ma c'è uno che va da là, e lui fa, no, non possiamo, avranno un problema.
vediamo cosa succede, tipo le 3 di notte. A un certo punto ne vedo un'altra, ho detto cazzo, una brutta notte, si vede che la gente ha paura di cosa sta succedendo, cioè ci stiamo avvicinando tantissimo, anche perché la notte spesso e volentieri ci passavano vicino a luci spente, ci passavano intorno alle barche, ripeto, era tutto buio e non vedevi praticamente quasi nulla, ci passavano delle motovedette spente senza far rumore, senza far niente, ci giravano intorno alla barca, ci puntavano magari un faro e poi andavano via. Quindi questa cosa qui per tutta la notte non dormivi perché pensavi che sarebbe successo qualcosa da lì in poi. Quindi senza dormire, stress sempre più alto, litigi ovviamente continui perché le tensioni erano sempre più alte, visioni differenti, paure diverse, contatti a casa, con le famiglie, quindi tutti questi pensieri arrivavano e praticamente alla quarta barca che vedo dall'altra parte inizio a guardare le stelle erano girate perché ormai avevamo capito, insomma, la rotta della navigazione verso Orione l'avevamo imparata, si era rotto il pilota automatico nostro, guardiamo sul tracker, era tipo 3 ore che giravamo a spirale su noi stessi andando indietro, quindi problemi ne abbiamo avuti tantissimi. Il capitano si è massacrato le mani a dover pilotare, timonare tenendo sempre il timone costantemente su ogni onda per 3 giorni, aveva i crampi alle mani, ogni tanto lo provavamo a sostituire, ma ovviamente insomma con i risultati di gente che non aveva queste capacità, finché siamo arrivati alle 100 miglia dalle coste, e ovviamente le navi militari mai viste c'erano, ci seguivano, facevano quello che dovevano fare, ma non sono mai apparse nel nostro vicino a noi. Quando siamo arrivati il principio era non ci si ferma, non hanno nessuna autorità per dirvi stop, fermatevi, quindi all'intimazione di fermarsi nessuno si sarebbe fermato, e se invece venivi fermato fisicamente ti dovevi fermare assolutamente, non creare nessuna difficoltà a bordo, essere accondiscendenti, non dire il nome del capitano perché era un trasportatore illegale di terroristi, che noi eravamo definiti terroristi perché a bordo avevamo insomma della marmellata, zucchero e miele che sono ritenute degli alimenti criminali, perché uno dei progetti è quello di affamare la popolazione, quindi denutrirli, quindi tutto quello che è energetico è criminale. E quindi questo era il nostro reato, avevamo filtri d'acqua perché uno degli obiettivi è fargli bere acque contaminate, le spaccano le strade, come diceva, spaccano acquedotti e mettono dei prodotti, delle sostanze all'interno delle acque per obbligarli a bere acque contaminate, e quindi anche i filtri d'acqua, quelli che avevamo a bordo noi, erano cose criminali. Il principio era si deve andare avanti, non ci si deve fermare. La notte del 2 arrivano una quindicina di imbarcazioni, le vediamo tramite i radar, arrivano verso le imbarcazioni, prendono le prime barche con i cannoni d'acqua, iniziano a girargli attorno, fanno tutte manovre forti, e noi vediamo questi puntini rossi che giravano sempre da tutte le parti, che era la cosa più inquietante, che le vediamo nei film, quelle cose del pallino rosso sulle persone. Io diciamo prima ho fatto l'obiettore di coscienza, sono un boy scout, non ho esperienze minime, il principio per cui ho partecipato a questa missione era proprio pacifica, quindi trovarsi in quelle scene lì o vederle riprendere, ognuno di noi cercava di riprendere il più possibile. Ovviamente la rete quella notte è saltata, lo Starlink è saltato, quindi tutto quello che riprendevamo speravamo di poterlo caricare sul cloud, ma non ce l'abbiamo fatta, e siamo andati avanti. Addirittura la prima barca l'hanno fermata 86 miglia da Gaza, la nostra 58 miglia, quindi abbiamo fatto quasi 20 miglia nel mezzo e vedevamo tutte le varie barche essere assaltate. Ogni barca veniva assaltata in maniera differente, e ovviamente sapevano che all'interno della nostra barca c'erano dei diplomatici, quindi i metodi erano completamente differenti. Quando sono arrivati sulla nostra barca, in realtà quasi in maniera inaspettata, perché noi stavamo riprendendo l'assalto a un'altra barca che la stavano affondando, perché dopo che avevano fatto scendere le persone, perché in alcuni casi li imprigionavano su una barca, in alcuni casi facevano scendere le persone, poi speronavano la barca e la facevano affondare. Quando sono arrivati sulla nostra imbarcazione hanno tagliato la strada con una motovedetta e ce l'hanno proprio tagliata. Il capitano ha urlato fortemente
tenetevi tutti forti perché sarebbero arrivate le onde. In realtà sta barca non ha fatto nessuna onda e nessun rumore, si è fermata a fianco a noi, ha puntato questo faro e l'unica cosa che vedevamo erano questi caschi con queste luci sull'imbarcazione, e ci ha puntato questo faro che non vedevi praticamente niente, sembra magari una sciocchezza, ma un faro puntato, una abbagliante in piena notte, non vedi praticamente niente. Ho sentito e ho visto l'espressione della persona davanti a me, di sgomento, di paura. Ho sentito uno scafo arrivare da dietro, è arrivato un motoscafo con dei militari che sono saltati a bordo in pochissimi secondi. Io ne ho visti 4, altre persone dell'equipaggio nostro, ha detto che erano 7, sono saltati a bordo. La prima cosa che hanno fatto col mitra è stato spaccare lo Starlink e la telecamera. Quando hanno spaccato la telecamera, in quel momento lì, sembra assurdo, ma noi lì ci siamo sentiti veramente sceso veramente la paura a bordo, perché era l'unica arma di difesa che avevamo, voi che guardavate da quelle telecamere, spaccata proprio col mitra così, tutti i pezzi in aria. Questa cosa qui ci ha terrorizzato tutti quanti, e noi in realtà ci eravamo messi nella barca a sedere, diciamo la barca è una parte dove si va sotto a dormire, eravamo tutti a sedere dove c'era questa porta, tutti gli uomini davanti e le donne in fondo, perché una delle cose che si erano consigliati di tenere le donne lontano per cercare di proteggere, perché ci poteva essere anche lo stupro e quindi potevano essere trascinate sotto, e quindi quella lì poteva essere una reazione nostra. Quindi le donne erano in fondo, loro sono scesi dentro, hanno chiesto se c'era qualcuno, sono entrati sotto l'imbarcazione. Poi quando sono usciti fuori, appena sono usciti fuori, mi ha puntato a me e mi ha detto vieni di sotto. Io lì la stessa sensazione che vi raccontavo prima, la stessa paura, la stessa quando sei il secondo o il terzo, però quando ti chiamano per il primo mi viene sempre. Sono sceso di sotto, mi hanno chiesto una cosa 2 o 3 volte, io magari l'hanno detto nell'inglese più perfetto, in italiano preciso non ho capito niente. La terza volta che me l'ha urlato mi sono messo in ginocchio, perché non avevo capito insomma che cosa voleva. Mi sono visto il mitra davanti alla faccia, lì ho pensato insomma che potesse succedere veramente qualsiasi cosa, perché ripeto, insomma, sto parlando dell'IDF, stiamo parlando di 77.000 morti, 30.000 bambini sterminati senza la minima paura di rimorsi, di coscienza, perché quello che sta succedendo su quella terra penso che abbia a fare anche con le proprie coscienze, oltre che con le proprie azioni. E in realtà mi ha tirato poi in piedi, mi ha tolto gli indumenti, mi ha tolto il giubbotto, mi ha perquisito, ci hanno messo tutti nella barca, hanno preso possesso della barca, dopo un po' hanno pilotato la barca, vedevano che c'erano i problemi, sono scesi di sotto, e ovviamente noi non dovevamo dire che era il capitano, loro sono andati dal capitano e gli hanno detto vieni di sopra, devi pilotare la barca e spiegarci cosa è successo, quindi sapevano perfettamente tutto quello, chi eravamo e i nostri ruoli. Le barche ovviamente non sono andate a Gaza, siamo andati al porto di Asdod, e quando siamo arrivati in realtà nella prima fase ci hanno chiamato noi parlamentari in maniera separata rispetto al gruppo di persone. Io quindi lì ho pensato insomma adesso arriverà la parte istituzionale, quindi sanno chi siamo dei parlamentari, e ci hanno portato avanti, ci hanno fatto una serie di fotografie, di video con tutte le telecamere, e dopodiché ci hanno preso tutti quanti, quindi ci hanno rimesso insieme al gruppo di persone, che molti erano sul piazzale da molto tempo, e si vede anche il video di Ben Gvir che insulta tutti quanti, i terroristi, e da lì siamo entrati in questo hangar gigantesco, e lì come dire, è caduto tutto quello che potevo pensare del ruolo che avevamo istituzionale, perché io cercavo di spiegare chi ero e come mi dovevano trattare, che volevo parlare con l'ambasciatore. In realtà ognuno di noi aveva un aguzzino che lo seguiva, che lo trascinava per il braccio e lo spingeva, e siamo entrati in questo spazio enorme dove tutti in fila ti chiedevano di firmare dei documenti, ti portavano via lo zaino, ti portavano via i documenti, ti facevano registrare, ti facevano le domande, c'erano dei computer dove facevano delle interviste, c'erano degli avvocati che potevano aiutarci. Ogni volta che parlavi con questo avvocato gli urlavano, ogni volta che alzavi un po' la cresta, che guardavi negli occhi qualcuno, si davano voce e ti saltavano addosso in 3-4, quindi dopo un po' devi tenere questo sguardo periferico per non incrociare lo sguardo di nessuno, perché se guardavi negli occhi qualcuno si davano voce e ti saltavano addosso, quindi uno stato di pressione mentale continua, finché a un certo punto
da questo spazio grande, addirittura in una fase dove ci hanno perquisito, c'era una persona vicino a me, uno spagnolo che aveva dei medicinali salvavita, glieli hanno portati via, li hanno schiacciati per terra con i piedi davanti alla faccia, quindi c'era proprio un atteggiamento veramente aggressivo. E da questo spazio che era un caldo pazzesco siamo entrati in un altro salone gigantesco che era una ghiacciaia, e c'era una ragazza di fianco a me che aveva solamente un costume, un top, ho provato a dargli la camicia che mi ero portato come protezione, non me l'hanno fatta dare, quindi eravamo limitati a qualsiasi cosa, dovevamo fare quello che volevano, e ogni volta che provavi a reagire, addirittura in un certo momento io ho preteso di fare una telefonata all'avvocato, fare una telefonata all'ambasciatore, mi hanno portato davanti un telefono senza fili, cioè quando mi hanno messo davanti al telefono ho detto, ma scusa, ma che cosa state facendo? Un telefono senza fili? E lui mi diceva, devi farlo zero, perché sennò non funziona. Quindi cioè, non gli interessava che ruolo avevi, chi eri, era una presa in giro, una presa per i fondelli, finché la cosa è diventata sempre molto più aggressiva. Siamo stati strattonati, tagliati i lacci delle scarpe, io sono finito su un blindato della polizia, blindati quelli di metallo, dove ci sono i sedili di metallo, schienali di metallo, gli occhielli per le catene, il sovrannumero perché ovviamente eravamo stipati, ed era un caldo infernale da vi strizzavamo le maglie e i capelli erano completamente bagnati come dopo aver fatto un tuffo nell'acqua, e la gente stava male perché, come vi dicevo, era un viaggio senza mangiare da tanto tempo, con tutto lo stress, senza fare i bisogni da molto tempo. Alcune persone nel furgone si sono fatti i bisogni addosso perché non ce la facevano più, addirittura una persona si è sdraiata perché stava male, noi ogni tanto bussavamo per chiedere aiuto, per chiedere un dottore, ogni tanto aprivano, puntavano i mitra dentro con questi pallini rossi, e quella cosa lì rifaceva mettere tutti a sedere, terrorizzava tutti quanti. Da quel furgone siamo stati tirati giù in diverse volte. Questi furgoni ogni tanto partivano, che sembrava che partivano, invece si fermavano, facevano tipo 3 metri e poi si rifermavano. Questa cosa ogni mezz'ora avanzavamo di qualche metro e poi ci fermavamo. Dicevo, ci hanno fatto scendere diverse volte, a me mi ha fatto scendere 3 volte a questo furgone, però non parlavi fondamentalmente con nessuno, cioè te parlavi, gli dicevi qualcosa e questi ti spintonavano. La prima volta che mi hanno chiamato, ovviamente c'era la persona a terra, io mi sono alzato e ho iniziato a indicare la persona a terra chiedendo il dottore, mi sono distratto, non l'ho guardato, e mi ha tirato con un braccio, mi ha fatto cadere proprio fisicamente su quello per terra che stava male, e quando mi sono alzato in piedi mi hanno spinto per la schiena e mi hanno fatto volare giù dalla camionetta, e quando mi sono alzato ho visto un ragazzo con i capelli lunghi come i tuoi, con tutto lo scotch adesivo intorno ai capelli, intorno agli occhi, completamente compreso, e 2 ragazzine giovanissime con le fascette nei polsi, altissime, quasi insomma si toccavano le scapole con le braccia, quindi trattamenti in maniere completamente differenti. In questo piazzale io inizio a chiedergli a questi 3 poliziotti che cosa stavano facendo. Arrivo, passo in mezzo a 2 o 3 furgoni, arrivo in uno spiazzale, c'erano una trentina di poliziotti contro un muro a semicerchio, lì dentro si aprono, iniziano a urlarmi tutti quanti contro. Quando si sono aperti ho visto i miei colleghi parlamentari, c'erano 3 parlamentari contro il muro lì, gli vado incontro, gli chiedo come stava, cosa era successo. Intanto lì c'era la viceministra di Ben Gvir che mi urlava di fianco di girarsi. A un certo punto mi ha detto ti devi girare, dobbiamo fare una fotografia. Io quando mi sono girato per fare la fotografia ho pensato a mia mamma a casa, che poveretta c'ha 84 anni, ogni volta che la pensavo mi veniva da piangere prima di telefonargli, poveretta, perché stava male. Poi ho detto adesso mi metto lì a sorridere che faccio una bella foto, almeno se mi vede al telegiornale mi vede che sorrido, no? E si sono incazzati come delle bestie, mi hanno trascinato e mi hanno rimesso dentro il furgone. Dal furgone sono sceso altre 2 volte. L'ultima volta che siamo sceso da questo furgone sono finito in un altro furgone, e in realtà lì non ero più in mezzo alle altre persone, ero con un altro parlamentare, e ci hanno incolonnato tutti quanti. Il convoglio è partito, il convoglio è andato alle prigioni di Guingzhou, noi siamo finiti in un altro commissariato di una prigione da un'altra parte, quindi ci hanno separato per impedirci di vedere quello che avrebbero fatto gli altri, perché
La differenza noi l'abbiamo fatta in mare, perché quando abbiamo denunciato in mare quello che abbiamo visto, quello che io posso denunciare tranquillamente in tutti i contesti, quello che io ho denunciato ovunque, quello che abbiamo subito, purtroppo non posso denunciare quello che hanno subito in mare, in carcere gli italiani, che adesso stanno portando avanti le loro denunce, ma purtroppo il silenzio cala su tutto quanto è calata anche l'attenzione. La notte l'abbiamo passata con uno stress pesantissimo, perché eravamo sempre circondati da poliziotti su delle macchine che andavano velocissime, che ci portavano da una parte all'altra, dovevamo scendere d'urgenza, andare dentro delle stanze, e perquisizioni, e controlli, e documenti, attese sulle sedie, tutta la notte così. Ogni volta che provavi ad addormentarti ti svegliavano, quindi erano veramente giorni che non si dormiva normalmente, addirittura tipo 3 ore dal 7 alla mattina sulla sedia in una stanza con un sacco di gente che parlava a voce altissima, quindi tutta questa pressione, finché mezz'ora prima di salire sull'aereo vediamo il vice ambasciatore, udite udite, finalmente abbiamo visto il vice ambasciatore prima di salire sull'aereo. Situazione veramente da democrazia dell'Oriente, cioè non abbiamo potuto parlare, i nostri passaporti non li abbiamo più visti. Quando siamo arrivati all'aeroporto, in realtà l'atteggiamento anche dei passeggeri sull'aereo è stato pessimo in molti casi, addirittura dalle vetrate la gente ci urlava e ci infamava. Quando siamo montati sull'aereo abbiamo fatto un accesso agli atti che il pilota abbia detto in fondo all'aereo perché era un volo di linea Tel Aviv-Roma. Crediamo che abbia detto in fondo all'aereo ci sono i terroristi della flottiglia di Hamas, quindi la gente quando veniva in bagno gli hanno detto i miei colleghi che ci facevano il dito medio, ci mandavano a fanculo. Io il primo non l'ho visto, il secondo l'ho guardato male, al terzo mi sono incazzato, mi sono alzato e ho detto bello, adesso scendi in Italia, questo qui è un volo Tel Aviv-Roma, quando scendiamo cambia la differenza di ruoli, scendiamo in Italia, quando arriviamo è solo un parlamentare. Però l'atteggiamento è stato questo. Quando siamo arrivati in Italia nessuno è venuto del Parlamento, del governo, è venuto a prendere oltre 50 italiani rapiti all'estero, perché noi siamo stati italiani rapiti. Sono andati a prendere Chico Forti, che è stato incriminato per un omicidio. 50 italiani rapiti, nessuno del governo si è degnato a venirci ad accogliere nel nostro paese. Non è un problema, ci siete stati voi, ci sono state le piazze del 3 che hanno riempito, che hanno invaso l'Italia, la grande dimostrazione della forza delle nuove generazioni si è sprigionata in quei giorni lì. Si è visto quello che poteva succedere, quello che può succedere in questo paese, quello che veramente le nuove generazioni possono fare da un momento all'altro. Quindi questo racconto, questa testimonianza verte fortemente su questo principio. Una forza come quella delle nuove generazioni, come si è sprigionata in quei giorni, è lì sotto gli occhi di tutti quanti, tutti l'hanno vista, quella ha terrorizzato tutti i governi, non solo il nostro. Quelle piazze non erano partitiche, sì, erano contro il governo, non erano partitiche. Quelle piazze erano la vera politica che ci deve essere in questi anni, una vera politica che è mancata dai governi, perché non sarebbe mai successo se i governi rispondevano alle richieste dei cittadini. Il nostro governo non risponde alle richieste delle persone, quindi le persone si sono attivate in maniera reale. Quello che sta succedendo adesso in Cisgiordania, abbiamo visto i video di Jenin di qualche giorno fa, fucilazioni proprio senza nessun pudore davanti a tutti, però l'accusa che vi faccio è che siete voi la differenza. La differenza l'avete fatta voi, perché dopo la flotta dove sono stato imbarcato io, ne è partita un'altra, la concierge è partita con oltre 50 medici, carica zeppa di medicinali, era forse più utile della flottiglia nostra, però non l'avete seguita nella stessa identica maniera, non l'avete supportata nella stessa identica maniera, sono stati rapiti e molti non hanno seguito quello che è successo.
E in realtà la differenza fra la nostra flotta e quella flotta che era altrettanto importante l'avete fatta voi, l'hanno fatta le persone da terra, l'avete fatta condividendo, seguendo, mettendo un like, seguendo delle pagine, guardando quello che è successo. L'avete potuto fare da dietro il divano e nella pausa pranzo del lavoro, in qualsiasi momento che l'avete fatto nella vostra giornata, avete cambiato le sorti del mondo. Perché il principio è un altro. Io penso che ce l'abbia spiegato e su questo termino, perché si può fare tanto, noi l'abbiamo dimostrato quando eravamo al governo, noi con Luca, quando l'Arabia Saudita utilizzava le armi vendute dagli italiani per attaccare lo Yemen, il presidente Conte ha smesso di vendere le armi, ha smesso perché l'utilizzo delle armi era per uccidere un popolo inerme, e quindi il nostro governo ha smesso di vendere. Le azioni si possono fare realmente. Quindi non siamo tutti uguali, no? Quindi si possono veramente fare delle azioni, e noi le abbiamo dimostrato. Abbiamo smesso di vendere delle armi ai governi che non lo facevano. Però dall'altra parte, e vengo quello che dicevi anche prima te, la guerra mondiale, noi abbiamo in mente le immagini della guerra mondiale. Quando pensiamo alla guerra mondiale pensiamo ai campi di concentramento, ad Auschwitz, pensiamo agli ebrei nei forni crematori. In realtà quello è la parte finale, è l'ultimo atto della guerra, è l'atto più cruento, ma è l'ultimo atto. La guerra mondiale è iniziata molto prima, è iniziata con le parole e poi con le leggi, con le parole e con la mancanza di informazione, con le parole e con l'obbligo di armarsi, di andare in una direzione. E questo stiamo facendo. Stiamo seminando odio e raccogliamo odio, stiamo seminando armi e raccoglieremo armi. Quando parliamo di pace parliamo di riarmo, quando parliamo di esercito parliamo di nuove generazioni, non della gente della mia età. I giovani devono andare in guerra, non vanno di certo quelli di 50 anni sul fronte. Se un paese come il nostro si riarma e le industrie si convertono fortemente alla produzione di componenti di missili e di carri armati, dovranno usarle prima o poi. Quindi l'unica cosa che stiamo facendo in questo momento è tagliare economicamente su tutte le forme di investimento del paese, dalla scuola, dalla cultura, dalla sanità, perché tutti gli investimenti li devi fare sul PIL, e noi non li stiamo facendo sul PIL, li stiamo facendo sull'anno precedente, mettiamo €1 in più dell'anno precedente, e tutti i tagli che stiamo facendo li convergiamo nelle armi. Quindi vuol dire che noi utilizzeremo armi. Questo vogliamo fare in questo momento nel nostro paese, questo vogliono fare i nostri governanti, questo dobbiamo impedirlo in tutte le forme che possiamo, e questo è il motivo per cui io vi ringrazio veramente di avermi invitato. Scusate se sono stato un po' lungo, era per raccontarvi un po' di testimonianza. Io quello che sto cercando di fare è di raccontare quello che è successo, perché ognuno di voi deve comunque rendersi conto di quanto è stato utile e quanto lui abbia potuto cambiare il mondo anche da dietro un cellulare. In quel momento lì siete stati fondamentali. Quindi grazie dell'invito e grazie insomma del tempo che mi avete dedicato. Allora, io direi che è stato interessantissimo. Se avete qualche domanda, questo è il momento. Posso? Prego Letizia. A Aspetta. tutti e due. Aspetta. Perché nessuno dei due ha nominato la religione? Ha nominato La La religione. Perché nessuno dei due ha nominato la religione? Prego. Io in realtà non entrerei mai in quel tipo di argomento, perché in realtà è talmente tanto lungo e complesso come principio, che secondo me non è il motivo su cui si basa tutto quello che sta succedendo. Per me non è una costruzione religiosa quella che si sta attivando sui principi su cui sta succedendo quello che succede in quella terra. In realtà quello che sta succedendo è una pulizia etnica di un paese, di una popolazione e di un governo in maniera particolare, che non ha nulla a che fare secondo me con la questione religiosa in questo momento. Però, ripeto, non gli imputo un ruolo fondamentale in questo passaggio. Beh,
Infatti, se noi andiamo a vedere la storia, partendo dalla fondazione del movimento sionista 1897 fino ad arrivare alle proteste e la prima guerra e la seconda guerra, cioè 47-48 e 56 e 67 e 73 e 74, 73 mi scusi, ha avuto un ruolo importante non la rivoluzione, il partito laburista. Il partito laburista è un partito di sinistra. Quel partito ha applicato, ha creato l'apartheid. Per questo motivo io non ho parlato, perché non era necessario parlare di una religione. Fondatori di questo movimento erano quasi tutti di sinistra. Partendo da Weizmann Weizmann fino ad arrivare a Ben Gurion, lo stesso Golda Meir, che era una donna. Golda Meir è quella che ha creato Settembre di Monaco, che ha ordinato l'uccisione di parecchi membri di OLP. OLP è un'organizzazione che raccoglie una decina di movimenti palestinesi. Lei ha ordinato l'uccisione. Tutti erano appartenenti ai partiti di sinistra, laburisti. Likud arriva dagli anni 70 in poi, per cui per me non era importante. Poi anche tutte le istruzioni che noi troviamo nel sistema scolastico con l'odio hanno messo i laburisti. Questo nessuno parla. Poi una domanda voglio fare al nostro amico senatore, perché è eccellente, una testimonianza che io adoro quelle persone là, perché raramente noi vediamo un racconto così fantastico. Mi ha fatto proprio riflettere, perché certe volte io sono molto sentimentale, perché io adoro questi racconti. Una domanda che voglio fare a lui, perché lui è senatore, lavora nel Senato. Assieme a lui c'è un altro senatore che si chiama Matteo Renzi. Matteo Renzi, allora alcuni anni fa già faceva parte di un fondo saudita che è capeggiato praticamente dalla famiglia di Bin Salman. Bin Salman è un criminale, abici dei diritti non vengono rispettati in Arabia Saudita, ok? Lui era pagato praticamente da questa famiglia Bin Salman. Appunto l'ultima intervista che lui ha fatto a Bin Salman l'ha considerato my friend Bin Salman. Questo potete trovare dappertutto. Questo uno. Poi pochi giorni fa sento che appunto questo signore si trova in una società tecnobiologica quotata in borsa. Di chi? Israeliana, e dove i diritti umani vengono calpestati, lui è là. Lui è stato leader di un partito importante italiano. Oltre a questo è stato anche primo ministro. Ma com'è possibile essere così delinquenti? Questa domanda ti faccio. Voi spesso mettete in evidenza il suo comportamento. Io detesto una persona del genere. Non è possibile che lui è pagato dal Senato, cioè da noi, per fare queste azioni criminali. Proprio due paesi che non rispettano abici. Dimenticavo anche questo, perché io in passato ho lavorato con tutti i partiti politici, specialmente di sinistra. Devo ringraziare il Movimento 5 Stelle perché varie iniziative noi abbiamo portato al Parlamento europeo, anche al Parlamento italiano, grazie al Movimento 5 Stelle. Quando abbiamo fatto approvare la legge su spose e bambine è partita da Pordenone. Quando abbiamo fatto approvare la risoluzione su spose e bambine a livello europeo, siamo partiti proprio col Movimento 5 Stelle. Quando noi abbiamo fatto vedere il film che ci ha regalato il regista americano sulla lapidazione, abbiamo fatto vedere al Parlamento europeo a Bruxelles, sia anche al Parlamento, alla sala della Comunità Economica Europea a Roma, con un esponente importante, perché queste cose bisogna dire. Io non ho ringraziato, perché mi ero anche dimenticato che erano tanti argomenti da affrontare. Ringrazio di cuore perché voi in passato
davvero avete lavorato bene, davvero. C'è anche il nostro amico Sud, anche lui è sempre stato disponibile. Ringrazio davvero di cuore, però vorrei sentire qualcosa da te su Matteo Renzi. Dito nella piaga. Beh, in realtà non entro nel Matteo Renzi, entro nel problema del nostro paese. Cioè, la legge del conflitto di interessi in Parlamento non entra e non riesce a entrare. Non è solo Matteo Renzi, adesso perché a voi in realtà in questo contesto qui stiamo parlando di un argomento, ma ci sono tanti parlamentari che sono in conflitto di interesse. Quello è un grosso problema che abbiamo nel nostro paese, abbiamo un grosso problema in tutti i settori. Adesso citavi Angelucci che ha tre testate, e il conflitto di interessi non riusciamo ad affrontarlo come tema perché è complesso, perché i governi nostri sono durati molto poco, 1 anno e mezzo ogni governo, quindi questo è un tema che ha bisogno di essere affrontato in maniera seria. Però dall'altra parte abbiamo le lobby che stanno addosso ai parlamentari, quindi non c'è neanche una normativa. Abbiamo fatto la normativa, quella della trasparenza sulle lobby come in Europa, che è fondamentale perché gli interessi del parlamentare devono essere pubblici. Se io lavoro con un'azienda lottomatica non posso poi presentare emendamenti a favore del gioco d'azzardo, quindi questi principi nel nostro paese in questo momento non ci sono. Il problema grosso che abbiamo adesso è che tu ti scandalizzi giustamente per un caso, in realtà dall'altra parte il nostro Parlamento lavora sul conflitto di interesse, però i magistrati sotto scorta che hanno dedicato una vita all'antimafia come Scarpinato e De Rao, il conflitto di interesse del Parlamento che sta portando a termine è che loro, lavorando in commissione antimafia, hanno un conflitto di interesse. Quindi questo è l'atteggiamento di questo governo. C'è uno che è sotto scorta per tutta la vita perché ha combattuto la mafia, adesso il suo conflitto di interesse, io devo capire qual è il guadagno, che cosa ci guadagnano a stare in commissione antimafia, quindi il Parlamento li sta cacciando da quella commissione. E con le maggioranze che hanno questa destra può fare quello che gli pare. Il problema è che la discussione di cui parli te in questo momento, sei in un paese dove ci sono 6 televisioni, 3 sono di Berlusconi, quindi sono di Forza Italia, le altre 3 sono di nomina governativa, quindi sono del governo attualmente. Tu sei in un paese dove la comunicazione in questo momento è unidirezionale. Le difficoltà sono molto grosse di comunicazione, e temi come quello del conflitto di interesse non entreranno mai in Parlamento, sicuramente per il prossimo anno e mezzo. Poi dopo speriamo, insomma, che si riescano a aprire. Bene, allora io purtroppo devo chiudere perché abbiamo dei limiti di tempo. Io starei qua anche un'altra oretta tranquillamente, perché ringrazio sia Taher Jafarizadeh sia Marco Croatti per la disponibilità. Ringrazio anche la nostra coordinatrice regionale Elena Danielis, che ci ha permesso di avere nel breve tempo che abbiamo deciso un senatore della Repubblica qua presente con noi. Ringrazio voi che avete accettato di venire qui questa sera. Non siamo tantissimi, però io credo che fare informazione sia fondamentale e credo che questa sera siamo riusciti. Anche poche persone informate possono poi divulgare e fare altre persone informate. Quindi questo è un po' il messaggio con cui mi piace lasciarvi, e vi do anche un'anticipazione. Come Movimento 5 Stelle vogliamo fare anche quest'anno Giocattoli in Movimento, che è una manifestazione che facciamo tutti gli anni, cioè cerchiamo di dare giocattoli che noi consideriamo usati, che magari non ci piacciono più, a bambini meno fortunati di noi. Quindi se volete partecipare a Giocattoli in Movimento, mettetevi in contatto con i nostri social, lì ci sono tutte le informazioni. Si tratta di venire al banchetto che facciamo qui in piazza Cavour e lo facciamo sabato 3 gennaio. Io vi ho messo un cartello informativo. Portate giocattoli, ne portate 2, ne ricevete uno in cambio, ma quelli che rimangono poi sul banchetto verranno donati sia agli ospedali che alle case rifugio delle donne maltrattate, sia alle case famiglia. Io poi personalmente vado a consegnarli, quindi avete la garanzia di questa operazione che è utile
e non è solo utile per i bambini che ricevono un dono, ma insegna che il dono, anche darlo, è arricchimento. Quindi se nelle vostre case avete qualcosa che è in buono stato, che è igienicamente diciamo regalabile, sicuro, ecco, questa è una buona azione. Ci trovate quindi in piazzetta Cavour il 3 gennaio, che è sabato mattina, al mercato. E con questo io ringrazio Marco Grilli, ringrazio Marco Croatti, Tahir Jafarizad, ringrazio Francesco Comauli che ha fatto la diretta per i nostri canali social, e ringrazio voi per la presenza. Alla prossima, grazie.